Elena Donazan, assessore all'istruzione, formazione, lavoro e pari opportunità della Regione. Siamo al convegno di Federmanager sull'industria 4.0, l'importanza delle risorse umane all'interno di questa trasformazione. A che punto è messo il Veneto e cosa fa la Regione, insomma, per sostenere le competenze della nuova imprenditoria? Avvicina sempre di più il mondo della formazione al mondo dell'impresa e del lavoro. Ha e focalizza le proprie risorse per l'aumento della competitività delle nostre imprese, che già godono di ottima salute nonostante la grande difficoltà, e per aumentare la competitività vuol dire essere in sintonia e comprendere i bisogni. Se su 10 distretti che sono più dinamici in Veneto in Italia portano 6 sono veneti, una ragione ci sarà. Tutto questo deve però vedere la parte delle relazioni e delle risorse umane, cioè il capitale umano, essere ancora più sviluppato, e in questo la figura dei dirigenti e del manager, ovviamente la figura di questo tipo diventa fondamentale.